Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta il 16 di agosto. Ieri Ferragosto abbiamo visto zone montane ma anche zone marittime prese d'assalto dai turisti, ma anche il Piave. Ne parleremo poi con il sindaco di Ponte di Piave per fare un po' un bilancio del Ferragosto, anche per vedere come si sono comportati i turisti che sono andati insomma a fare il consueto picnic sul Piave. Poi però parleremo anche dell'allerta lupo, l'abbiamo saputo insomma da settimane, sta girando fra Macerata, Breda, ora Ponte di Piave già da giorni, visto addirittura in piazza Negrisia. Sentiremo insomma com'è la situazione. Aveva lanciato un appello il sindaco, poi lo sentiremo proprio da lei insomma nella giornata di Ferragosto, ma anche nei giorni in questi giorni qua, proprio di prestare comunque attenzione chi avvista il lupo, insomma di chiamare, di allertare immediatamente le istituzioni. Ma è questa anche la giornata della cronaca. Andiamo subito a Padova, perché è stata ritrovata morta nel fiume Brenta vicino al ponte di Carturo tra Piazzola e San Giorgio in Bosco una trentenne che era scomparsa da casa mercoledì 14 agosto. La donna viveva da sola a Gazzo. A dare l'allarme la madre, che aveva cercato più volte di contattare la figlia senza ottenere risposta. A ritrovare il corpo della giovane sono stati i vigili del fuoco, dopo che i carabinieri di Cittadella avevano individuato l'auto parcheggiata vicino al ponte. I militari propendono per il gesto estremo. Sembra che la giovane soffrisse da qualche tempo di ansia e di crisi da panico. Ed andiamo a Vicenza, perché uno straniero ubriaco è stato bloccato nella notte dagli agenti della questura. Viaggiava a fari spenti in centro città con l'auto priva di assicurazione. Guidava ubriaco a fari spenti lungo Corso Vallaglio l'uomo di origine indiana che è stato bloccato dagli agenti delle volanti verso le 3 la notte scorsa. La Renault Megane che circolava in una zona vietata è stata immediatamente seguita e bloccata dai poliziotti. Alla loro vista il conducente è subito balzato su sedili posteriori tentando di nascondersi sdraiandosi. L'uomo residente a San Bonifacio di Verona, sottoposto alla verifica dell'alcol test, ha manifestato livelli decisamente superiori ai limiti di legge e per questo è stato denunciato e sanzionato penalmente per guida in stato di ebbrezza, mentre la sua auto è stata sequestrata perché priva di assicurazione. Ed ora a Verona, 7 passeggeri di un bus di linea ATV di Verona sono rimasti feriti dopo che il mezzo è uscito di strada. La più grave, una 48enne romena residente a Somma Campagna, è morta poco dopo i soccorsi. L'incidente è avvenuto nella frazione di Parona, lungo la linea che collega Valpolicella al capoluogo Scaligero. Sul posto 6 mezzi dei sanitari del SUEM 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Verona, Borgo Trento, Negrare e Villafranca. Sulla zona anche la polizia locale Scaligera con 4 equipaggi per i rilievi. Il mezzo pubblico proveniente dalla Valpolicella aveva invaso la corsia opposta. A bordo c'erano altri 5 passeggeri, tutti stranieri, oltre all'autista un 55enne rimasto gravemente ferito ed estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere del bus, come potete vedere ora dalle immagini. L'autobus è stato posto sotto sequestro assieme al telefono del conducente, sul quale verosimilmente il pubblico ministero Alberto Sergi, che coordina l'indagine, aprirà un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale. Se il mezzo dopo la sbandata fosse finita nell'Agine, le conseguenze sarebbero state molto più tragiche. E da Treviso, perché ieri c'è stato un inseguimento da parte dei carabinieri a bordo di un'auto, a bordo c'erano 2 pluripregiudicati. I carabinieri hanno intercettato nel pomeriggio l'auto rubata lungo via Terraglio. La vettura era stata portata via lo scorso 8 agosto ad un trevigiano 59enne. 2 malviventi nella macchina, appena hanno visto i militari dell'Arma, si sono dati alla fuga in direzione Preganziole, inseguiti dal veicolo dei
dei carabinieri all'altezza del civico 136 hanno perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e schiantandosi contro il muro nei pressi dell'hotel Magnolia. Sul posto sono arrivati 2 operatori del SUEM 118 e il personale della Polizia Stradale di Treviso. I 2 soggetti sono stati bloccati, identificato un 30enne italiano pluripregiudicato, sorvegliato speciale che era alla guida del veicolo, ed un 42enne italiano anch'egli pluripregiudicato. A bordo della macchina sono stati trovati anche numerosi utensili atti allo scasso, oggetti posti sotto sequestro. I 2 sono stati arrestati in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Il 30enne deve anche rispondere della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciali. Entrambi sono stati sottoposti ai cure dei sanitari per politraumatismi. Ed ora parliamo invece della giovanissima Alice Toniolli, la 19enne che è rimasta coinvolta in un incidente durante una gara ciclistica. La buona notizia è che Alice Toniolli non è più in pericolo di vita, la conferma è arrivata proprio oggi dalla Direzione Generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. La ciclista trentina, come vedete proprio dalle immagini, di soli 19 anni, nelle scorse ore è rimasta coinvolta nel gravissimo incidente di gara sul circuito dell'Assunta a Vittorio Veneto, cadendo in un rettilineo. La giovane aveva avuto però la terribile sfortuna di andare a sbattere contro il muretto di un ponticello sul lato sinistra della carreggiata, riportando serie lesioni a testa e torace. Trasportata d'urgenza con la giovane è stata subito trasferita all'ospedale di Treviso, vista la gravità delle sue condizioni. Venerdì mattina l'importante aggiornamento da parte dell'azienda sanitaria. La prognosi ovviamente rimane riservata, ma fortunatamente non è più in pericolo di vita. Una notizia che fa tirare un respiro di sollievo ai familiari e conoscenti della diciovenne, ma anche ai tantissimi appassionati di ciclismo che nelle scorse ore avevano dedicato a Toniolli decine di messaggi di vicinanza e affetto. Ed ora andiamo a Udine, perché è stato un ferragosto difficile per i vigili del fuoco, per un violento incendio che ha distrutto un deposito attrezzi adiacente a Magnago. Alle 16:40 circa del 15 agosto i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Magnago e Spilimbergo, supportate dall'autobotte giunta dalla sede centrale per l'incendio di un deposito attrezzi a Magnago. Giunti sul posto si sono immediatamente sincerati che l'incendio non avesse coinvolto persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, evitando la propagazione delle fiamme alle 2 abitazioni e alle loro pertinenze che si trovavano nelle immediate vicinanze del capanno incendiato. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del deposito bruciato e di tutta l'area circostante, operazioni che si sono concluse poco dopo le 22. E rimaniamo sempre in Friuli, Forni di Sopra, perché è stata invasa dai turisti che hanno trascorso il Ferragosto sulle Dolomiti friulane. Sindaco, Ferragosto vivace in quel di Forni di Sopra, il turismo è arrivato, i turisti soprattutto sono arrivati e quello che conta è che queste giornate di sole portano soprattutto relax e portano tante altre cose, no? Sicuramente siamo al top in questo periodo perché abbiamo veramente tanti turisti, siamo al completo. Oggi come Ferragosto abbiamo delle manifestazioni e non so se voi avete visto qui, siamo partiti con la storica Ciaminada che è arrivata alla 50ª edizione. Abbiamo superato tutti i record perché abbiamo 1000 partecipanti, per cui in una giornata splendida con le Dolomiti che ci aiutano in tutto e dappertutto, credo che sia il massimo possibile per Forni. Non a caso lo slogan è Forni di Sopra, Dolomiti in tutti i sensi, no? Esatto, le Dolomiti sicuramente è il nostro fiore all'occhiello e ci aiutano veramente in tutto quello che noi proponiamo e vogliamo per Forni di Sopra in questo periodo. Ultimo rush per quanto riguarda questa stagione estiva, ma si lavora già per quella invernale.
Sicuramente, perché diciamo che il tutto esaurito noi ce l'avremo fino ai primi di settembre, dopodiché la stagione invernale deve portare qualcosa di nuovo, di evolutivo e logicamente, soprattutto nel periodo natalizio, portare tante presenze a Forni di Sopra. Andiamo invece a Padova per vedere come è andato lo spettacolo di Ferragosto. In 28.000 hanno assistito al tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto in Prato della Valle a Padova, una serata di musica impreziosita dallo spettacolo di luci e suoni che hanno lasciato tutti con il naso all'insù. Tutto esaurito nella grande piazza padovana dopo una giornata che ha visto presenze importanti di turisti che hanno visitato i musei e i siti di interesse della città. Imponente la macchina dei controlli per l'accesso a Prato della Valle, che non hanno però creato disagi nei molti che hanno voluto festeggiare così il 15 agosto. Ed ora la cronaca dal Trevigiano, ne abbiamo parlato anche il giorno prima di Ferragosto con dei quindicenni che perversano nella zona di Silea compiendo atti vandalici in tutto il territorio. L'assessore era allarmato, ci diceva siamo preoccupati, ormai davvero è una situazione fuori controllo ed effettivamente un quindicenne in evidente stato di alterazione psicofisica è stato individuato verso la mezzanotte di ieri in via Mille Voi di Silea, nelle immediate vicinanze dei lampioni di un condominio, dei quali era stato poco prima segnalato al 112 da parte di un residente il danneggiamento. Il giovanissimo aveva poi nella circostanza inveito pesantemente contro i carabinieri che erano giunti sul posto dopo averlo condotto in caserma ed affidato nuovamente ai genitori. È stato ovviamente denunciato all'autorità giudiziaria minorile per danneggiamento, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Come vi dicevo, non è purtroppo il primo caso, nelle ultime settimane ci sono stati davvero diversi casi di atti vandalici di una piccola baby gang di quindicenni che nella notte compiono davvero atti di vandalismo in tutto il territorio. Ripercorriamo quello che è accaduto proprio mercoledì. La devastazione dopo una notte di follia di una baby gang, quindicenni che imperversano nel comune di Sela, distruggono, danneggiano, rubano. Una situazione insostenibile, spiegano gli amministratori, non più tollerabile. Solo qualche giorno fa 3 minorenni hanno messo a segno un colpo al centro commerciale di Treviso Sud. Hanno aspettato che l'addetta in una lavanderia si assentasse un attimo e poi sono entrati ed hanno portato via dal registratore di cassa 140 euro per poi darsi alla fuga. Ma una cliente li ha visti ed ha subito allertato i carabinieri che fra l'altro stavano proprio transitando in zona. Hanno fermato il gruppetto, 2 quindicenni ed un 17enne. I giovani sono stati denunciati per furto aggravato e riaffidati ai genitori. Il bottino restituito subito alla vittima del furto. Uno di questi 3 minori potrebbe essere tra i giovanissimi coinvolti nella rapina di Zenson, durante la quale la scorsa settimana è stato aggredito il papà di una ragazzina precedentemente intimorita dal branco. In quel caso era anche spuntato un coltello. Ragazzini senza scrupoli e per nulla intimoriti né dalle divise né dai controlli, colpiscono di giorno e di notte. Ormai è quotidiana, per cui noi siamo veramente disperati. Presumibilmente sono i ragazzini, presumibilmente sono sempre gli stessi, non abbiamo le prove di questa sera, però è l'ennesimo atto, ripeto, quotidiano. Nel centro disabili che è lì accanto che cosa hanno fatto? Hanno atti di vandalismo vario, per cui è proprio incontrollata la cosa, loro arrivano e spaccano ed è là il non senso di tutto questo. Ogni mattina la conta dei danni, la denuncia ai carabinieri e come avete sentito in tutto il territorio vengono trovate biciclette rubate ovunque oppure, come in questo caso, poltroncine in vimini lasciate davanti al comune. Rubate da qualche privato, da qualche giardino qui attorno e hanno cappeggiato qua di notte, che anche questo preoccupa parecchio perché sono ragazzini di 15-16 anni che stanno fuori tutta la notte, per cui alle 3, alle 4 del mattino questi girano e fuori controllo. Non sappiamo più cosa fare, quella delle baby gang, ci dice l'assessore, è una nuova realtà. Assessore, avete provato a contattare le famiglie?
Abbiamo provato a contattare le famiglie, molte le conosciamo e molte sono disperate quanto noi. Ripeto, secondo me è la nuova tipologia di problematica, che tra l'altro è mista, perché qui abbiamo uso di sostanze, superalcolici, atti di violenza, di aggressività, anche psichiatria volendo, e anche le famiglie non ce la fanno. In questa zona colpita nelle ore scorse ci sono le telecamere di videosorveglianza. I ragazzini saranno identificati e le famiglie chiamate a pagare i danni, ma questo probabilmente non li fermerà e domani sarà un altro giorno, un'altra notte di follia. E purtroppo poi è accaduto, come avete sentito, di nuovo un lampione danneggiato nel comune di Silea, e ovviamente l'assessore e anche il sindaco si appellavano, insomma, davvero a questi ragazzini, perché poi i danni purtroppo li pagano il comune, ma anche le famiglie se poi vengono identificati. E rimaniamo a parlare di minori coinvolti, perché sono state denunciate 2 ragazzine, una minorenne e una 18enne, che si sono rese protagoniste di un pomeriggio di follia al supermercato di Paderno di Ponzano, con loro anche 2 complici che hanno rubato dei superalcolici, l'amarezza del titolare che lancia un appello. Verso le 17:30 sono entrate queste 2 ragazze e inizialmente non ci siamo accorti di queste 2 individue, poi hanno iniziato a mangiare, banchettare tra biscotti, merendine, succhi di frutta, latte, chi più ne ha più ne metta, come se fossero a casa propria. Non erano evidentemente a casa loro, ma tra gli scaffali del Conad di Ponzano, le protagoniste di un pomeriggio che a tratti ha rasentato la follia, complice con buona probabilità una dose massiccia di alcol. Una 17 anni, l'altra 18enne del Montebellunese hanno iniziato a pasteggiare ed è bastato il richiamo di una commessa per una reazione inconsulta, il lancio di una bottiglia di latte. Fortunatamente contro gli scaffali. Scatta immediata la segnalazione ai carabinieri, che una volta sul posto vengono a loro volta aggrediti. È la 18enne in particolare fuori controllo a inveire e calciare. Sono minuti concitati e ci si accorge che in azione ci sono anche dei complici. Visionando le telecamere poi ci siamo accorti che non erano solo loro 2, ma bensì avevano anche 2 complici che da lì hanno raffinato alcolici, gelati e quant'altro, per poi questi 2 individui andare fuori come se nulla fosse, portandosi via la merce. I 2 soggetti, anche loro giovanissimi, sono in corso di identificazione, mentre le ragazze sono state denunciate. La più grande, già destinataria qualche mese fa di un avviso orale da parte della questura, viene anche arrestata, salvo poi essere rimessa in libertà dal giudice. Furto aggravato in concorso, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, alcune delle accuse che la porteranno in tribunale. Più che da imprenditore, Pillon parla da padre volontario impegnato soprattutto ad Arcade. Non è bello vedere queste scene, soprattutto per le ragazze giovani, come sono. Parole amare, cui segue un appello. Dobbiamo noi genitori a imporci delle regole e anche ad affidare questi ragazzi per queste baby gang, però non devi evitare queste baby gang a portarli a fare del volontariato. Il volontariato è un bene prezioso per le comunità, è un bene prezioso soprattutto anche per i loro giovani, per introdurli a non fare queste sciocchezze, perché effettivamente sono sciocchezze. E continuiamo con la cronaca, andiamo a Favaro Veneto, in provincia di Venezia. I carabinieri della stazione di Favaro hanno arrestato un uomo di 56 anni che avrebbe violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla moglie. I provvedimenti erano stati emessi dopo la denuncia della donna per maltrattamenti in famiglia, percosse e minaccia aggravata. A chiamare i militari il 6 agosto scorso era stata proprio la donna, riferendo che l'uomo aveva ripetutamente suonato il campanello di casa. I carabinieri lo hanno trovato nascosto all'interno di un cespuglio vicino all'ingresso dell'abitazione, in possesso di una lima per unghie di 11 cm. È stato dichiarato ovviamente in arresto dopo la convalida ed è stato rimesso in libertà.
Ed ora andiamo invece nel Trevigiano. Sarà conferito la prossima settimana dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo di Mimmo Tres, il quarantenne di Mel, trovato morto domenica scorsa. L'uomo era riverso all'interno del suo furgone parcheggiato in via Rizzo a Bigolino di Valdobbiade. Nell'esame disposto per accertare le cause e ovviamente le circostanze del decesso. E noi continuiamo a parlare di cronaca perché insomma, continua a far discutere l'aggressione ai danni di un barista, picchiato con calci e pugni per un bagno chiuso, l'aggressione a Cadoneghe alle porte di Padova. Tanti paura, queste 5-6 persone, è tutto altro 1,90 m. Un'aggressione violenta, quella subita da Yang Xiong-Xing, barista di origine cinese naturalizzato italiano che da 30 anni vive in Veneto. Nel suo bar in centro a Cadoneghe la scorsa sera un gruppo di stranieri si è presentato nel locale verso mezzanotte chiedendo di andare al bagno. Uno era indisponibile perché, vista l'imminente chiusura, era già stato lavato, l'altro invece era occupato. Lui entra in un altro bagno, il bagno non è già ancora chiuso, dentro c'è occupato, lui ha detto io ho fatto posto, c'è chiuso, io ho detto no, non è chiuso, dentro c'è occupato, c'è un'altra persona, io ho detto aspetta un minuto, lui no. Lui subito. Questo ha fatto scattare la violenza. Uno degli avventori ha preso il barista per il collo avvicinando la sua faccia fronte a fronte, poi gli ha pestato un piede dove, pochi giorni fa, il 48enne era stato operato. Xiong-Xing ha gridato dal dolore, ha provato a reagire ma un altro ragazzo arrivato da dietro lo ha immobilizzato e gli è stato sferrato un pugno in faccia, poi la fuga. Io subito chiamare 112. Dopo è arrivato 2 macchine 112 di carabinieri, è passato qua, già scappa via quello ragazzo. All'arrivo dei carabinieri il barista ha mostrato i filmati delle telecamere del locale. Viste le sue condizioni, gli uomini dell'arma hanno chiamato un'ambulanza. Io sono andato all'ospedale, paura, prima non è fermato tanto bene, capito? Ci vuole controllo tutto. Ti ha dato un pugno forte? Sì, forte. Yang ha già provveduto a fare denuncia ai carabinieri. A lui è arrivata anche la solidarietà del sindaco Marco Schiesaro, che in una telefonata ha sottolineato come eventi come questi non devono mai accadere. E ladri in azione a Preganziol e Orsago, presi di mira un negozio e un'abitazione privata, magri bottine e tanto spavento però per titolari e residenti. Da Orsago a Preganziol, ancora ladri in azione nella Marca trevigiana. Nel primo caso un'abitazione privata, nel secondo un negozio, il Panda Market di Viale Europa. Verso le 9 di ieri sera 2 uomini di media corporatura hanno forzato le porte del negozio. Misero il bottino, ma molto spavento per i gestori, una coppia di cinesi ormai di cittadinanza italiana e le figlie arrivate da Firenze per Ferragosto. Anche qui le telecamere di sorveglianza interne chiariranno i dubbi ai carabinieri, a cui è già stata fatta denuncia. A raccontare il fatto una delle figlie. Ieri sera verso le 9, quando abbiamo appena chiuso da un'ora, sono passati 2 uomini di statura media, però dalla telecamera non si vede tanto bene. Hanno cercato di aprire la porta con forza e la prima volta non sono riusciti ad aprirla, poi la seconda volta hanno cambiato persona e sono riusciti a spaccare entrambe le 2 porte e sono entrati, hanno cercato nella cassa, ovviamente non hanno trovato nulla, però hanno portato via quello che c'era nel cassetto, qualcosa di valore, gli unici dispositivi che sono collegati alla cassa, poi magari forse un portafoglio con qualche moneta, così. Avete paura adesso? Sì, un po' di paura sì, ovvio. E abbiamo anche paura che se questo posto è ancora sicuro sì o no, perché anche noi non siamo qui da tanto tempo, quindi il negozio è aperto da marzo dell'anno scorso, quindi da poco, non da tanto. Avevo sempre avuto buoni rapporti con anche i vicini, gli altri negozi, quindi... A Orsago ad essere presa di mira è stata invece un'abitazione privata in via Sori, ma il 59enne proprietario ha visto le immagini degli svaligiatori in diretta sul suo cellulare grazie alle videocamere di sorveglianza piazzate in casa. L'uomo ha dapprima allertato la centrale operativa dei carabinieri che ha inviato sul
posto una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Vittorio Veneto e poi si è precipitato a casa disturbando i malviventi che si sono dati alla fuga senza rubare nulla. Nel frattempo, tra autoradio, stazioni mobili, pattuglie a piedi nei centri urbani, sono stati rafforzati i controlli dai carabinieri nei giorni a cavallo di Ferragosto in tutta la provincia di Treviso. Stamattina arrestato in flagranza di reato da una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Conegliano un 42enne di Farra di Soligo che si stava allontanando in scooter dopo che aveva rubato in un'abitazione di San Pietro di Feletto. Preziosi e denaro sono stati già restituiti dai militari dell'Arma alla legittima proprietaria. Ed ora un caso accaduto a Padova, singolare ma davvero pericoloso perché è un rarissimo caso di morso di pipistrello nel Padovano ed è scattata la profilassi per una sedicenne. Morsicata da un pipistrello mentre era all'esterno della sua abitazione insieme al suo gatto. Una sedicenne residente in un comune della cintura urbana di Padova è stata ferita dal morso del volatile e per la minorenne è scattata immediatamente la profilassi contro la rabbia. La ragazza ha fatto la profilassi con le monoglobuline e il vaccino. C'è stato un grosso impegno dalla parte invece dell'azienda sanitaria come servizi veterinari perché il pipistrello è stato portato, è vivo, in una voliera, viene tenuto in osservazione come si fa in questi casi per vedere se manifesta una sintomatologia riferibile alla rabbia. La rabbia nelle nostre zone non è più endemica da molto tempo, ma è sempre meglio essere prudenti. La ragazza stava cercando di salvare l'animale notturno dal suo gatto che lo aveva azzannato quando è stata ferita. Il pipistrello è stato raccolto da questa ragazza salvandolo da una predazione del suo gatto di famiglia e quindi anche il gatto è preso in cura e verrà vaccinato post esposizione, presunta perché diciamo, la nostra zona è una zona endemica per rabbia, però diciamo, si cerca di mettere nella massima sicurezza sia gli animali che anche le persone. La profilassi consiste nella vaccinazione antirabbica con più dosi e la somministrazione di immunoglobuline sia per la giovane che per il felino. I servizi veterinari dell'US 6 Euganea hanno contattato l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie che ha classificato il pipistrello come un esemplare di orecchione bruno, specie protetta che non può essere abbattuta. L'animale è stato chiuso in una voliera ed è tenuto in osservazione. Il morso del pipistrello è un evento rarissimo. Come sanità pubblica ci interessano e ci preoccupano molto di più quei casi in cui la morsicatura avviene all'estero. Ecco, per la provincia di Padova, i nostri cittadini, abbiamo avuto nell'arco di poche settimane 3 casi di morsicatura di cani, uno in Bolivia e uno nell'isola di Bali, in Indonesia, e una ragazza adolescente morsicata da una foca in Sudafrica. Non ci sono state conseguenze per nessuno di questi soggetti, però raccomandiamo per quanti vanno all'estero di non dare mai confidenza agli animali, soprattutto se in un contesto di randagismo o in contesto di animali selvatici, e comunque di ricorrere subito alle cure sanitarie del caso. Ed ora invece torniamo a parlare della ciclista che ha avuto quel gravissimo incidente mentre stava facendo una gara ciclistica nella zona di Vittorio Veneto. Ce ne parla il nostro Christian Arboit, che lo vedo già qui sullo schermo. Christian, buongiorno. Buongiorno a te Daniele, a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Tommaso Migot. Ci troviamo nella zona di confina di Vittorio Veneto, in realtà siamo a qualche centinaio di metri dal luogo dell'incidente, perché la copertura del segnale in quella zona è zero, quindi non potevamo fare da lì il collegamento. Vi ho mandato comunque delle immagini, non so se riuscite a mandarle in onda, proprio del punto di collisione, ma riavvolgiamo il nastro di questa tragedia che oggi possiamo dire sfiorata, perché le notizie che arrivano dal nosocomio trevigiano sono notizie confortanti. Alice Tognoli sarebbe fuori pericolo di vita. Ma che cos'è successo mercoledì pomeriggio, nel tardo pomeriggio? La ragazza, 19 anni, di Mezzolombardo, trentina,
era impegnata in una corsa, la corsa dell'Assunta, che è un appuntamento tradizionale qui a Vittorio Veneto, diverse le squadre in gara, tra cui appunto quella di Alice Tognoli, la top girl Fassa Bortolo. È successo che su un rettilineo, su questa strada appunto di confine di Vittorio Veneto, la ragazza ha perso l'equilibrio, come si vede nel video diventato virale, ed è andata a sbattere, a collidere contro un muretto, il muretto di un ponticciolo. C'è da dire, ci siamo stati con Tommaso Migot su quel tratto, ci ritorneremo fra poco, che ci sono pochissimi muretti, quindi un evento davvero singolare anche da un punto di vista proprio statistico. Fatto sta che la ragazza è andata a sbattere contro questo muretto, particolarmente violento il colpo, ed è rotolata per diversi metri fino appunto a una zona dove che ha fatto in parte da cuscinetto, una zona di rovi e di rami. Qui di fatto è stata soccorsa con celerità dal medico del circuito, dal medico della corsa, un professionista con decenni di esperienza che ha fatto, questo ci hanno sottolineato tutti questa mattina, ha fatto la differenza nel salvare di fatto la vita ad Alice Tognoli, che era in gravissime condizioni. È riuscito quindi a stabilizzarla in attesa dei soccorsi del suo M118. Prima la ragazza è stata portata all'ospedale di Conegliano, poi, vista la gravità della situazione, al Cafoncello, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata, ma per l'appunto sarebbe fuori pericolo di vita. Questa la buona notizia di oggi, dopo un Ferragosto che ha tenuto con il fiato in sospeso buona parte del mondo del ciclismo, non solo locale ma anche nazionale e internazionale. Alice Tognoli è una campionessa indiscussa anche a livello europeo proprio di ciclismo, di una fase molto delicata, di un momento molto delicato. Parla l'organizzazione, che appunto fa il tifo, come tutti del resto, per Alice Tognoli. Se sei d'accordo, Daniela, farei sentire anche la voce del vice sindaco di Vittorio Veneto, Marco Dus. È un video che vi ho inviato poco fa. Marco Dus, che era presente mercoledì mattina all'inizio delle gare. Poi il fatto è avvenuto, lo ripeto, nel tardo pomeriggio di mercoledì, un Ferragosto di apprensione, ma adesso appunto queste buone notizie sembrano delle buone notizie, quelle che arrivano dal Cafoncello. Quindi, se sei d'accordo, Daniela, facciamo sentire Marco Dus, poi con Tommaso Migot da Confin di Vittorio Veneto ti restituisco la linea. Buongiorno, siamo naturalmente molto preoccupati e in forte apprensione per quanto è successo ad Alice, l'atleta coinvolta nel grave incidente durante il circuito dell'Assunta. Era una gara tutta femminile, molto partecipata. È stato veramente un grave incidente e stiamo seguendo ora dopo ora l'evolversi della situazione. Va alla famiglia naturalmente la nostra vicinanza e i nostri migliori auguri ad Alice. Dunque avete sentito il vice sindaco, buone comunque le notizie anche dal nostro Christian Arboit per la giovane 19enne, insomma, quindi la speranza davvero che si rimetta al più presto. Noi ora andiamo a Padova, perché per il 21esimo anno consecutivo Padova sfora il limite di 25 sforamenti annuali della soglia di legge per l'ozono, l'inquinamento estivo, e ci colleghiamo, la vedo già sullo schermo in diretta, con la nostra Valentina Visentina e Federico Cibotto.
Sì, buongiorno da Padova. E se d'inverno purtroppo vi raccontiamo degli sforamenti di PM10, delle polveri sottili. D'estate si ripete invece lo sforamento dei livelli di ozono in città, lo smog fotochimico che ha bisogno della luce solare per riprodursi, e infatti si sono concentrati soprattutto ad agosto, in questo mese particolarmente torrido, i numeri di sforamenti. Erano stati 18 fino a luglio, si è arrivati a 35 solo nel mese di agosto, quindi 10 in più del limite del consentito per legge. I dati sono stati diffusi da Legambiente Padova in occasione del Ferragosto. Legambiente avverte dei danni anche che può provocare lo smog, infiammando le vie respiratorie, soprattutto nelle categorie più fragili. Per questo invita a non uscire di casa, soprattutto nelle ore più calde, ma soprattutto l'appello è alla politica che mette in campo interventi di contenimento dello smog e dell'inquinamento, soprattutto per quanto riguarda politiche di mobilità sostenibile, perché la fonte di inquinamento maggiore ovviamente è come sempre il traffico urbano. Dunque Padova con l'area peggiore nel Veneto, 35 appunto gli sforamenti da inizio anno, e già superati ad agosto i limiti di legge per il 21° anno consecutivo. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentini. Non rimaniamo comunque nel padovano, perché la Protezione Civile regionale ha diramato lo stato di alto rischio per le aree boschive padovane. L'appello dell'ente Parco Colli a non accendere fuochi vicino alle zone boschive. Il Veneto incandescente per le temperature di questa ondata di calore che sta investendo la regione. Viste le condizioni meteo critiche e lo stato della vegetazione molto secca, la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato da ieri lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio della regione Veneto nelle province di Padova e Verona. Nel padovano a rischio è l'area del Parco Colli Eugani, e dunque sono vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio nelle aree boscate o cespugliate. L'appello arriva anche dall'ente Parco Colli, zona che giusto un mese fa è entrata a far parte della riserva biosfera UNESCO. Si chiede da parte di tutti la massima attenzione nel non accendere fuochi o da altri comportamenti che potrebbero innescare l'avvio di incendi boschivi. È un'area così particolarmente fragile che merita di essere protetta e preservata. Per le trasgressioni a tali divieti verranno applicate multe salatissime previste dalla legge. Attenzione agli incendi, ma un appello anche ai comportamenti più civili e di rispetto per questo patrimonio naturale. Fare attenzione a qualsiasi minimo comportamento, naturalmente non accendere fuochi assolutamente, ma anche nel maneggiare degli oggetti che possono essere idonei da appiccare dei focolai, di essere molto cauti, come del resto essere anche cauti e civili nella frequentazione e nell'utilizzo di queste nostre bellezze naturali, visto che comunque anche nella notte di San Lorenzo ci sono stati dei gravi atti di vandalismo che sono già stati denunciati. Stiamo approntando anche delle ricerche per individuare i responsabili. Il riferimento è al recente episodio di vandalismo che la notte di San Lorenzo ha interessato l'area delle Fiorine, dove alcuni incivili hanno tagliato grossi rami trascinati nelle piazzole per i barbecue e hanno danneggiato l'area picnic e le panchine. A caldo che però alle ore contate, perché dal prossimo fine settimana sono attesi temporali e temperature più basse. Il rischio è che l'aria fredda in arrivo dal nord Europa, scontrandosi con le masse d'aria calda presenti sull'Italia, possano causare eventi meteorologici estremi. Dunque adesso l'attenzione ovviamente dopo il grande caldo è ai temporali e ai fenomeni di cui siamo abituati purtroppo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, davvero fenomeni estremi. Torniamo a parlare però di cronaca, perché è sotto shock la comunità di Rossano Veneto per la morte di Riccardo Zanchetta, il motociclista di 27 anni deceduto mercoledì scorso in Viale Asiago a Bassano. Lavorava alla cartiera Favini in paese.
Il magistrato non ha ancora dato il nulla osta per la sepoltura di Riccardo Zanchetta, il 27enne di Rossano Veneto, deceduto mercoledì scorso alla vigilia di Ferragosto mentre stava percorrendo Viale Asiago a Bassano del Grappa in sella alla sua motocicletta, una Honda Hornet. Il 27enne si è scontrato contro un furgone che era appena uscito da una laterale di Viale Asiago. Uno scontro tremendo, le sue condizioni sono subito parse gravissime, è stato portato all'ospedale al San Bassiano dove è spirato poche ore dopo. E io mi trovo assieme all'assessore alla viabilità e alla sicurezza di Rossano Veneto dove appunto Zanchetta viveva assieme alla compagna e al figlioletto e dove lavorava, perché Zanchetta lavorava nella cartiera Favini proprio qui a Rossano Veneto. E con l'assessore Paolo Trentin, che si occupa appunto di viabilità e sicurezza, torna alla ribalta la questione della pericolosità delle nostre strade. Assessore, soprattutto in questo periodo dell'anno sono sempre più gli incidenti stradali con esito anche mortale che si verificano. Sì, è una tragedia immane per tutta la nostra comunità. Non conoscevo personalmente Riccardo, so che lavorava qui vicino a casa mia alla cartiera Favini. La pericolosità delle strade torna alla ribalta, bisogna fare appello alla responsabilità di ognuno di noi e pensare che siamo comunque in mezzo a una strada e la pericolosità è sempre dietro l'angolo. Ecco. Attenzione sempre e comunque, poi il rispetto soprattutto delle direttive, appunto rispetto del codice della strada, rispetto dei limiti di velocità e quant'altro. Certo è che c'è da spezzare una lancia anche a favore di voi comuni che avete le mani praticamente legate anche per quanto riguarda tutta una serie di controlli da fare sul territorio. Sì, adesso io parlo in particolare per Rossano, da un anno a questa parte, nel periodo in cui sono assessore, stiamo lavorando per l'assunzione di un nuovo vigile che presumibilmente, se tutto andrà come deve andare, inizierà il 1° settembre. Allora saremo in grado di fare più pattugliamenti, perché adesso con 2 è veramente difficile, per essere più presenti sul territorio anche sotto forma della sicurezza. Non sempre bastano le videosorveglianze perché sono sempre cose postume, mentre la presenza fisica delle forze dell'ordine, anche della polizia locale in questo caso, aiutano, sono anche esse un deterrente. Ecco. Adesso per quanto riguarda proprio la questione legata a Riccardo Zanchetta, ancora dicevo all'inizio, non si conosce, il magistrato non ha ancora dato il nulla osta, quindi non si sa ancora quando e se verranno fatti i funerali del giovane. Resta comunque una piaga per un territorio, il territorio che piange un uomo di 27 anni. 27 anni con una bambina o bambino piccolo, adesso non ricordo, di 2 anni mi sembra, cioè è una tragedia alla fine, sono cose che colpiscono non solo la famiglia sua, le famiglie d'origine, ma tutta la nostra comunità, senza dubbio. Ecco. Ed ora andiamo nel veneziano ed esattamente invece a Mestre, perché un residente è stato pestato a sangue da 2 tossici che si facevano di cocaina nell'androne di casa sua. Ce ne parla la nostra Anna Maria Parisi, che la vedo già sullo schermo. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniele, è stato un ferragosto di sangue per questo residente, un ragazzo di 30 anni, si chiama Gilberto, e il fatto è accaduto proprio qua, dove nel frattempo ci ha raggiunti Gilberto, che è tornato da pochissimo dall'ospedale. Lo vediamo con il viso e gli occhi tumefatti, con il naso fasciato, perché ha riportato una frattura multipla. Intanto Gilberto, grazie per questo collegamento, e so che deve tornare in ospedale entro la prossima settimana per l'intervento. Sì, io settimana prossima avrò l'intervento che cercheranno di sistemare la frattura scomposta che mi è stata causata da 2 tossici che si sono introdotti in casa mia, i quali io ho appunto scacciato, ma essendo 2 contro 1 ho potuto fare quello che ho potuto, cioè ho ricevuto pugni, graffi, morsi, senza considerare il terrore e la paura che qui subiamo tutti i giorni. Infatti vediamo dalle tue braccia, dagli avambracci, sì, segni. Braccia, ho
varie botte in giro, il naso rotto, le labbra gonfie, poi la mascella faccio fatica a muoverla. Si vede che sei gonfio. Sì, fa malissimo in realtà, però magari non lo do a vedere, anche perché non dobbiamo mostrarci deboli, non possiamo mostrarci deboli. Anche quando ero ormai fin di vita, tutto sanguinante, io ho fatto di tutto per non mostrarmi debole. Allora, vediamo Daniela, se sei d'accordo, il video con cui registrato da Simone, dalla mamma, da Gilberto, scusate, dalla mamma Elisabetta, proprio ieri, subito dopo l'accaduto, e dove abbiamo blerato anche il viso e il sangue, perché il sangue era veramente copioso ed era impressionante. Poi ancora qua. Ferragosto 2024. Drogati si sono messi a farsi cocaina alla luce del giorno qui. Credo sia mezzogiorno, l'una. Nessuno ha fatto niente. Questi sono venuti, sono entrati in casa nostra, hanno salito le scale e hanno iniziato a drogarsi sulle nostre scale. Io sono sceso per farli uscire, ho provato e loro poi mi hanno aggredito, mi hanno menato, mi hanno probabilmente spaccato il naso, non lo so, ma a Mestre non può esserci questo degrado. A Mestre non può esserci questo degrado. Io abito in via Fogazzaro e qui c'è il disastro. Qui noi abbiamo paura di uscire di casa, capite? E questo è il risultato, solo per aver cercato di farli uscire da casa nostra. Non dovrebbe essere così. Quindi, vi prego, fate qualcosa, non ne possiamo più. Sì, dopo mi mandi. E questo è quanto accaduto ieri. La cosa che ci ha veramente lasciati ancora più nell'angoscia è che c'erano una decina di persone, testimoni del fatto, e nessuno è intervenuto. Nessuno è intervenuto. Ne ho parlato anche con l'ambulanza e appunto i medici che sono venuti a prelevarmi, perché ovviamente non ero nello stato di riuscire a prendermi cura di me stesso, diciamo così. E loro mi hanno detto che in realtà è un fenomeno molto comune, che le persone rimangano a guardare e non fare nulla perché si ha il terrore di intervenire e anche perché stanno a fare gli spettatori. Ma era tutte persone alle quali non interessa. Noi abbiamo un sacco di persone che tutti i giorni vedono quello che succede ma non possono fare nulla perché hanno il terrore che questi gli si rivoltano contro. Io sono stato minacciato dal tossico prima di andarsene, mi ha detto proprio ci rivediamo. E quindi adesso mi è stato consigliato di fare attenzione per i prossimi mesi. Quindi viviamo sì, nella paura e nel terrore. Ecco la mamma Elisabetta che è qua con noi, che anche lei come te non ha dormito questa notte. Infatti abbiamo visto che le tremavano ancora le mani. Sono ancora che tremo. Ci raccontava un'altra cosa davvero inquietante, cioè voi siete tenuti osservati speciali dai tossicodipendenti e dai pusher. Quando rientrate o uscite per andare al lavoro o rientrate dal lavoro, cosa vi dicono? Sì, specialmente quelli che rientrano, i vicini che rientrano la sera, che lavorano di sera, insomma, rientrano la notte e si trovano minacciati, gli dicono o il coltello o soldi. Quindi, insomma, vedi te, devi uscire armato di soldi perché sennò ti accoltellano. Cioè la situazione è questa, non si può andare avanti così. Siamo a 2 passi dalla stazione dei treni nel rione Piave, a 2 passi anche dalla sede della polizia locale di via Cappuccina e ci hai segnalato proprio tu poco fa, noi non ce ne eravamo accorti, di come nel palazzo di fronte, vediamo con le immagini di Simone Merlo se riusciamo ad inquadrare, c'è una distesa, è il caso di dire, di polverina bianca. Sì. Che è all'ordine del giorno, noi troviamo queste cose, sì, è droga e noi ne troviamo ovunque, la troviamo negli angoli, troviamo pipette, siringhe dappertutto. Noi viviamo in questa costante terrore, in questa costante presenza della droga e sotto la luce del sole e nessuno fa niente. Adesso come residenti voi avete intenzione di denunciare quanto vi sta accadendo, sì, non soltanto da adesso, da tempo? Quello che è successo noi lo stavamo già denunciando da parecchio e ora appunto faremo in modo che questo si sappia anche creando dei video dove
tutti quanti in questa città abbiamo subito e patito e stiamo subendo queste situazioni. Quindi ora abbiamo intenzione di realizzare un video dove raccoglieremo un sacco di testimonianze, perché presi singolarmente stiamo soffrendo, ma presi tutti insieme vi accorgerete che la situazione è molto peggiore di quanto possa sembrare, e solo chi si vive veramente lo sa. Noi tutti qui attorno sappiamo qual è la situazione, ed è impossibile che questo non venga preso in considerazione e che non vengano presi i provvedimenti. L'anno scorso o 2 anni fa abbiamo fatto anche una raccolta firme contro il degrado, e perché ci mettessero in sicurezza, chiedendo la guardia di quartiere o comunque un'auto, delle pattuglie, qualcosa che girassero continuamente, che stessero ferme e controllassero la situazione. Infatti si era sistemato abbastanza, adesso invece, esatto, con la presenza dell'esercito, adesso invece è diventato... Niente, siete lasciati... Siamo stati di nuovo abbandonati, perché probabilmente devono agire in altre zone, in altre situazioni, lo capisco, però caspita, siamo in emergenza qui, ma veramente. Ecco, a proposito di emergenza, Gilberto ci diceva poco fa che ha scritto ed è in attesa, spera che arrivi quanto prima una risposta sia dal governatore del Veneto che dal primo cittadino. Siamo stati abbandonati, venite ad aiutarci. Questo è l'appello che lancia Gilberto, il ragazzo pestato, tra l'altro ha compiuto 30 anni proprio nel corso di questa settimana, sì. Quindi è stato proprio... All'inizio di questo mese è stato proprio un battesimo di fuoco. Eccolo qui che ritorna. Ecco, tra l'altro loro conoscono perfettamente anche tutti i pusher della zona e vengono minacciati costantemente dagli stessi pusher, che ci dicevano girano armati di cani, sono, come dire, circondati dai cani, e anche... sono protetti, non possiamo toccarli, a parte il fatto che sono armati, e quindi noi cosa possiamo fare? Se mai dovessimo fare una rivolta e andargli contro, verremo presi noi di mira. Cioè, anch'io quando li ho allontanati li ho solo intimati, non gli ho fatto assolutamente nulla, e loro mi hanno aggredito, perché io non posso neanche aggredirli, perché finiamo noi dalla parte del torto, ed è incredibile, cioè non possiamo neanche difendere casa nostra, cioè non lo so, abbiamo davvero bisogno d'aiuto. Sì, che poi... No, io chiedo solo che ci sia un intervento. Sindaco e governatore Zaia, io vi prego come mamma, un intervento drastico, ma drastico. Grazie. Non dico altro. E qui da via Fogazzaro da Mestre è tutto, grazie a Gilberto, grazie alla mamma Elisabetta, visibilmente commossa e molto provata perché il figlio si è salvato per miracolo, grazie all'intervento della mamma, visto che le 10 persone presenti non sono intervenute in sua difesa. Da Mestre, con le immagini di Simone Merlo, è tutto, linea a te Daniela. Grazie davvero ad Anna Maria Parisi, grazie anche per questa testimonianza davvero toccante e anche difficile, una situazione allarmante. E noi rimaniamo a Venezia perché parliamo di un altro fenomeno che preoccupa non poco, ed è quello dei borseggiatori. Negli ore scorse ci sono stati 2 fermi, un fenomeno davvero allarmante nella città di Venezia. Se a volte si può avere difficoltà a definire in cosa consista un atteggiamento sospetto, pochi dubbi probabilmente potevano venire agli agenti della polizia ferroviaria che nel piazzale della stazione di Mestre hanno visto 2 uomini scendere da un autobus per poi mettersi in coda tra i passeggeri che risalivano sullo stesso mezzo. Quando poi, dopo aver scrutato attentamente borse e zaini dei viaggiatori ed essersi scambiati ripetuti sguardi d'intesa, i 2 hanno abbandonato la fila per salire su un secondo autobus con più persone accalcate all'ingresso, sono scattati i controlli. Si trattava di 2 cittadini dell'Est Europa con una lunga lista di precedenti di polizia. Pertanto nei loro confronti sono stati irrogati altrettanti provvedimenti di foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia della durata di 2 anni. Dal 1 gennaio al 13 agosto 2024 sono stati adottati ben 173 fogli di via obbligatori, in netto aumento rispetto ai 114 emessi nello stesso periodo dell'anno scorso.
10.000 euro di multe ed una chiusura nell'ultima tornata di controlli a bar e ristoranti di Venezia. La situazione più grave è in una pizza e kebab con gli scarafaggi che correvano tra il cibo in vendita lungo il bancone. Scarafaggi che circolavano liberamente sul bancone del locale tra i tranci di pizza esposti in vendita. È la situazione più grave riscontrata durante l'ultimo giro di controlli della polizia locale a Venezia. Il locale di produzione e vendita di pizza al taglio e kebab in zona Toletta è stato chiuso per motivi igienici. In collaborazione con il personale SIAN dell'Ustra e Serenissima, gli agenti hanno anche sequestrato 20 kg di alimenti mantenuti in maniera irregolare in un frigorifero. L'attività è stata sanzionata anche per vendita di bevande alcoliche dopo le 21 e nei giorni scorsi per inottemperanza all'ordinanza di chiusura alle 23. Multe anche ad un locale in fondamenta dell'Arzere, già segnalato dai residenti per plateatico abusivo, che manteneva tavoli, sedie ed ombrelloni all'esterno in assenza di concessione, e ad un secondo pubblico esercizio in zona Campo Santa Margherita che manteneva arredi su suolo pubblico durante la chiusura del locale. Complessivamente le sanzioni ammontano a circa 10.000 euro. L'assessore al commercio Sebastiano Costalonga ha ringraziato gli agenti impegnati nei controlli per il rispetto dei regolamenti, della leale concorrenza e dell'ordinanza cosiddetta antimovida. Ed ora una notizia appena giunta in redazione che vi leggo dall'ANSA. È un dipendente della linea SPA, l'azienda di trasporti veneziana coinvolta nella tragedia del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre scorso, l'autista del bus di ATV che ieri mattina guidava il mezzo uscito di strada a Parona, frazione di Verona, nello schianto che è costato la vita ad una donna rumena di 49 anni. La legge regionale prevede che il 20% del servizio venga dato in affido ad aziende esterne del territorio. La nostra azienda produce 23 milioni di chilometri all'anno, di cui 4 in affidamento, ha precisato il presidente di ATV Massimo Bettarello. L'autista lavora a Verona dal 2006. Ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio. In apertura avevamo parlato di Ferragosto, avevamo detto insomma zone montane, balneari prese d'assalto, ma non solo, perché chi è rimasto magari in città è andato sul Piave. Abbiamo visto davvero un Piave preso d'assalto nuovamente dalla gente, il tradizionale picnic. Noi ne parliamo con il sindaco di Ponte di Piave, il sindaco Paola Roma. Intanto buongiorno sindaco. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Insomma, allora partiamo da questo fatto. Com'è andata? Che cosa vi siete trovati il giorno dopo? Perché questo è il punto, perché la gente insomma arriva, fa il picnic, tutto bellissimo, però poi la conta un po' dei danni, rifiuti, spetta poi al comune. Certo, allora intanto ringrazio la nostra polizia locale che anche ieri era in servizio e che chiaramente oltre a seguire anche una manifestazione che avevamo nel territorio comunale ha seguito anche questa parte. Sicuramente i divieti che già avevamo ricordato e che non hanno abbisognato di ordinanza, quindi il rispetto a quello che significava anche per gli incendi boschivi e quindi sì il picnic, ma attenzione alle aree boscate perché chiaramente lì sorge un divieto proprio rispetto a questo. La questione rifiuti invece rimane una cosa che permane, nel senso che è una situazione nella quale è chiaro che parliamo di un'area golenale demaniale nella quale però i rifiuti che vengono lasciati lì poi è il comune e quindi i cittadini del comune che poi vanno a pagare su questo, e su questo abbiamo avuto qualche situazione, diciamo non come al solito in forma più ridotta, ma sicuramente qualche situazione in cui siamo dovuti intervenire con i nostri operai per il recupero e l'asporto appunto dei rifiuti che sono stati lasciati lì. Lo voglio ricordare perché quelle aree sono aree date magari in concessione oppure aree che sostanzialmente non sono dell'amministrazione comunale, ma come dice la normativa sui rifiuti, essendo anche in area demaniale è il comune dove si trovano i rifiuti che deve occuparsi dell'asporto degli stessi, quindi personale sia dell'amministrazione, quindi gli operai, ma anche insomma un controllo che è stato fatto anche da parte della polizia locale
locale ieri proprio per seguire questo. Quindi ritorno al generale obiettivo, perché poi avremo anche oggi e domani in cui le persone stanno sul nostro greto del fiume, di ricordare naturalmente che è chiaro che c'è nella zona la presenza della polizia locale, ma che i rifiuti devono essere portati a casa, quindi sia il picnic con la famiglia ma al recupero degli stessi rifiuti. E ricordo anche quel generale corso che anche abbiamo fatto con i ragazzi per ricordare le insidie del Piave, perché qualcuno che si getta anche all'interno del fiume per rinfrescarsi, ci sono delle situazioni di torcoli che chiaramente una persona che viene ogni tanto a fare visita nel nostro territorio non conosce, e che naturalmente è una delle situazioni più importanti nelle quali chiaramente ritorniamo a ricordare lo stesso divieto che c'era, e proprio legato ovviamente a situazioni pericolose che si possono creare. Ecco, insomma, il Piave non è balneabile. Non è balneabile, ma soprattutto, ripeto, una cosa è fare un picnic ed avere insomma anche un rispetto del territorio, un'altra cosa è invece entrare in contatto magari con una parte di corrente nella quale poi c'è un torcolo e chiaramente non si è preparati per questo. Su questo anche con la Regione del Veneto, ma anche con l'autorità di bacino delle Alpi Orientali, sono stati fatti dei corsi anche per i nostri ragazzi delle scuole, proprio per far conoscere il Piave, con un progetto che si chiamava Io tu noi il Piave, che permette anche di capire la flora, la fauna, ma anche quegli eventuali rischi che magari ad occhio nudo non si conoscono, ma che chiaramente ci possono essere attraverso le insidie della corrente. Perché ricordo che appunto nel pezzo di Ponte di Piave il fiume cambia il suo carattere, da torrentizio diventa fluviale, quindi ci sono anche situazioni di corrente proprio poste in questo alveo. Ecco, Piave sorvegliato speciale, possiamo dirlo, da ieri, anche domani, oggi anche domani, con la polizia locale che insomma andrà a fare controlli, quindi insomma la gente dovrà prestare attenzione. Sì, stiamo continuando appunto nei controlli, proprio perché nell'area, che chiaramente è un'area a rispetto di tutti quanti, perché si tratta di un'area demaniale in cui le famiglie certo possono andare, ma il rispetto, quello che significa anche non avvicinarsi nelle aree boschive per fare diciamo il classico picnic, perché ricordo che ci sono delle sanzioni molto elevate che vanno da circa 1.000 euro a circa 10.000, per quello che significa anche eventualmente, proprio vista la siccità che abbiamo, avere una situazione legata proprio agli incendi, e quindi credo che questo sia una delle cose appunto da sottolineare e importanti proprio legate a questo momento. Dall'altra parte è chiaro che, ripeto, sulla parte dei rifiuti è una cosa che noi, sulla quale stiamo intervenendo, proprio perché alla fine questi vengono asportati dai nostri operai e rientrano nella tariffa che poi paghiamo tutti quanti come comune. Questo non lo ritengo giusto nel rispetto dei miei cittadini, ma anche di chi può tranquillamente venire nel nostro territorio ma portarsi via appunto i rifiuti che vengono utilizzati. Ecco, avete avuto insomma particolari episodi, qualche sanzione elevata, qualcuno che è stato magari pizzicato proprio mentre stava abbandonando? Sostanzialmente si è intervenuti sia per quello che significa anche l'ingresso delle auto nell'area golenale, proprio perché c'è un generale divieto di entrata anche nell'area golenale, quindi dovevano essere lasciate fuori le auto e non entrati con le auto che sono concessi solo ai mezzi di soccorso, e quindi a quelle situazioni particolari in cui ovviamente avendo delle abitazioni lungo l'area golenale vengono lasciati quei percorsi. E dall'altra parte chiaramente qualche situazione legata ovviamente alla parte che dicevo prima dei rifiuti, in cui poi chiaramente sono stati anche portati via in alcuni casi, in altri purtroppo abbiamo dovuto farlo oggi con i nostri operai. Ecco, se dovessero essere identificati insomma i responsabili di questo abbandono, la multa. Certamente, perché le fototrappole, abbiamo anche adottato un regolamento che permette naturalmente l'utilizzo della fototrappola e quindi il riconoscimento del soggetto, è stato approvato proprio per permettere anche le sanzioni che possono essere commisurate proprio in base al tipo di sanzione in cui dobbiamo intervenire. Quindi la polizia locale ha questa possibilità. Ecco, tanta gente, abbiamo visto, insomma ieri siamo passati e abbiamo visto davvero un Piave assediato da cittadini. Sì, sicuramente. In contemporanea poi nel nostro territorio c'erano anche delle corse ciclistiche legate appunto a un campionato nazionale legato all'Avis, e quindi c'è anche stata l'opportunità in località Calderba di avere anche delle persone che poi alla sera hanno raggiunto la sagra locale che viene fatta appunto in località Calderba, ma anche appunto delle persone che erano lì presenti proprio per questa gara ciclistica che viene fatta ogni anno il giorno di Ferragosto e che chiaramente viene suddivisa anche per gli
le partenze sia dei più anziani che dei giovani, e che ha proprio come significato questo campionato legato appunto all'Avis e alla donazione. Ha visto appunto ieri avere quasi più di 200 corridori nella nostra zona, e quindi anche avere il territorio che aveva anche questa gara ciclistica, per la quale anche ringrazio ovviamente sia tutta la parte della polizia locale ma anche i carabinieri in congedo, che hanno anche permesso con la SD Fausto Coppi questo momento anche di incontro. Sindaco, per chiudere poi lascio la pagina del Piave, l'appello rimane quello insomma che si può andare, ma insomma i rifiuti si devono portare via, e soprattutto l'attenzione massima è quella di non entrare nel Piave, o di bagnarsi ma non entrare nel Piave, perché poi lo sappiamo, purtroppo ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri telegiornali negli anni scorsi, di vittime ne abbiamo avute anche troppe. Sì, quindi di fare attenzione sia quando si entra in acqua, naturalmente non conoscendo la corrente e non sapendo effettivamente quando possiamo trovare anche delle situazioni di torcoli che possono creare ovviamente delle situazioni che abbiamo già visto, il portarsi a casa i rifiuti, perché ricordo che appunto questa è un'area demaniale su cui ovviamente la responsabilità poi è del comune per quello che significa i rifiuti, ma ognuno può poter soggiornare lì ma portarsi via naturalmente quello che ha come rifiuto. E dall'altra parte lo ricordo il divieto di entrare con mezzi motorizzati, perché questo è un divieto generale, e ricordo proprio vicino alle aree boschive che ovviamente il Piave, per fortuna abbiamo questa opportunità appunto di avere delle alberature che creano anche dell'ossigeno, di non lasciare lì praticamente, di creare dei fuochi naturalmente a ridosso, perché ricordo che c'è anche questo divieto che è proprio legato a sanzioni amministrative che partono appunto nel momento in cui viene individuato il soggetto da 1.000 fino a 10.000 euro, e queste sono sanzioni amministrative al di là del divieto generale anche di taglio delle alberature, perché ricordo che su questa anche c'è una parte di penale. Ecco, Sindaco, mi tolga la curiosità, la polizia locale girerà in mezzo al Piave proprio per... Allora diciamo che nella nostra area c'è un'area ben precisa, che è quella nell'area di Negrisia, dove chiaramente è più possibile la presenza ovviamente in pattugliamento da parte della polizia locale. Dalle altre parti è più difficile, solo i conoscitori diciamo delle aree per riuscire ad arrivare, perché voglio ricordare che anche nel corso del fiume il fiume cambia il suo corso, perché può succedere che in situazioni particolari in cui vengono anche tolte le ghiaie eccetera, si vada ad arrivare a toccare delle arginature, quindi a non permettere poi la possibilità per il visitatore di arrivare proprio a ridosso del greto. Quindi in particolare questo si tratta nella frazione chiaramente di Negrisia, e chiaramente quell'area invece sotto i ponti a Ponte di Piave, nella quale è chiaro che lì diventa fondamentale, lo ricordo anche perché ci dovranno poi essere degli interventi da parte di RFI proprio per rimuovere delle alberature che sono poste proprio a ridosso del ponte ferroviario, e che naturalmente possono, nel momento in cui viene su il fiume Piave, quindi l'acqua, creare un effetto dighe, quindi chiaramente ci saranno nei prossimi giorni degli interventi anche dal personale competente di RFI per poter portare via queste alberature. Ecco, abbiamo detto insomma di fare anche molta attenzione, perché la siccità, il caldo di questi torrido di questi giorni può creare davvero gravi problemi, soprattutto nelle zone dove c'è boscaglia, dove ci sono rami secchi, quindi il rischio incendi. Però insomma la notizia buona o non buona è che fino al 17 avremo ancora questo caldo torrido, però poi iniziano anche i temporali, altro fenomeno, ne parlavamo prima, che preoccupa, perché ormai non siamo più abituati a caldo e freddo, ma al caldo torrido, e fenomeni che sono davvero importanti come quelli che abbiamo avuto anche nelle settimane scorse, che poi creano danni. Anche su questo ci sarà davvero massima attenzione, ma in realtà poco si può fare. Sì, nella realtà poi c'è tutta la parte della rete idraulica secondaria, che appunto sono tutti gli interventi delle caditoie, dei fossati eccetera, nelle quali è chiaro che quando arriva un quantitativo importante di acqua a volte non si è in grado di poterlo gestire, nonostante gli interventi che vengono posti in essere proprio rispetto a questo. Parliamo anche in un periodo in cui chiaramente ci si avvicina anche al momento della vendemmia, e quindi ci auguriamo che tutto ciò non ci siano delle grandinate, perché è chiaro che per il nostro territorio
territorio e per i territori naturalmente che hanno una percentuale importante legata all'agricoltura, chiaramente fenomeni temporaleschi di un certo tipo possono creare questo. Dall'altro, ripeto, anche il quantitativo poi di acqua e quindi i millimetri d'acqua che scendono in quelle situazioni a volte non sono veramente gestibili e ti trovi davvero poi a dover gestire situazioni di altro tipo che magari vengono ad emergere. Quindi sicuramente la rete idraulica secondaria è un osservato speciale, sicuramente non sarà il Piave in questo momento, ma tutti gli interventi che dicevo prima anche rispetto al togliere le alberature sotto i piloni del ponte ferroviario diventa fondamentale, perché sappiamo poi che a settembre, ottobre, novembre noi abbiamo invece quell'osservato speciale che è proprio il fiume Piave, per altri motivi nei quali chiaramente si parla di incolumità delle persone, quindi anche questo diventa uno dei fattori importanti che dobbiamo gestire con la popolazione che abita ovviamente nell'area golenale. Ecco, non so se adesso possiamo andare in pubblicità, perché subito dopo parleremo di un altro fenomeno, un episodio che ormai sta attirando l'attenzione di tutti, che è quella del lupo che imperversa tranquillo prima era Breda, Macerata, ora si è stabilizzato proprio nelle zone di Ponte di Piave, visto addirittura nella piazza di Negrisia, tranquillo in mezzo alle macchine, insomma per nulla impaurito, e che però ha causato un grave problema ad un cittadino perché ha attaccato il cane, e ne parleremo proprio con Paola Roma, perché è nel suo comune, per capire anche che cosa si sta facendo, per capire che cosa si può fare e per catturare questo lupo, questo animale, e riportarlo nel suo habitat, che non è di certo quello cittadino. Se possiamo ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, parlavamo di rischi anche idrogeologici, parlavamo di caldo torrido e del fatto che arriveranno temporali maltempo già previsti dal 17. Noi andiamo a Bassano perché oltre 2 milioni sono stati messi in cantiere per mettere in sicurezza il territorio dei rischi idrogeologici. Vediamo. Oltre 2 milioni di euro per realizzare interventi di riduzione del rischio idrogeologico in Contrà San Giorgio e nelle frazioni di Sant'Eusebio, Varrovina e Campese. Opere finanziate in parte grazie a fondi ministeriali intercettati dall'ufficio comunale che si occupa di PNRR, a cui si aggiungono risorse interne stanziate dall'amministrazione. L'obiettivo è limitare le criticità, proteggere famiglie e territorio e dare un'importante miglioria alle zone periferiche di Bassano. Interventi che vanno praticamente a mettere in sicurezza il territorio per quel che riguarda la captazione delle acque, soprattutto alla luce degli eventi alluvionali che abbiamo avuto negli ultimi anni. Quindi interventi puntuali richiesti dai quartieri, ma insomma che vanno a mettere in sicurezza il nostro territorio, soprattutto il territorio di periferia. A Campese, zona idrogeologicamente fragile, gli interventi saranno 2. Sono 2 interventi su 2 proprietà comunali, uno scolo delle acque, sono tutti e 2 scoli delle acque e anche una strada. Sono interventi che vengono fatti a fronte di quanto accaduto nel 2020, lì erano franati dei muretti di sostegno, era anche franato del materiale su una casa e interveniamo appunto per migliorare lo scolo delle acque con delle tubazioni e delle captazioni di acqua appunto per fare in modo tale che non accada più quello che era accaduto allora e l'acqua vada direttamente verso il fiume Brenta. Area di Valrovina e Sant'Eusebio, quali saranno gli interventi in queste 2 zone che verranno realizzati? Zone spesso colpite da dissesto idrogeologico, quindi interventi mirati e puntuali sul territorio dove ci sono state frane e cedimenti, e soprattutto riguardo il tema della captazione delle acque meteoriche che spesso creano danni alle nostre strade e al nostro territorio. A Varrovina c'è il tema importantissimo della piazza sportiva, della piastra sportiva, ed è chiaro partiranno anche quei lavori lì, importanti risorse sia ministeriali che comunali, sono oltre 1 milione di euro di lavori e quindi un'opera tanto attesa che finalmente partirà.
Ed ora invece parliamo di una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso i cittadini, ma non solo, anche le istituzioni, ed è quello del lupo, come avevamo detto, che sta gironzolando, lo vediamo anche dalle immagini, prima era a Macerata, a Breda, ora si è spostato a Ponte di Piave, dove mi sa che ha trovato un buon compromesso, perché sta molto bene. L'abbiamo visto, lo vedete da queste immagini, a Negrise, in piena piazza, proprio dove ci sono le auto, per nulla intimorito, per nulla impaurito. Certo è che insomma è un animale selvatico, un animale che può causare danni, lo abbiamo visto di recente perché ha azzannato il cane di un cittadino, ed è una situazione insomma che comunque deve essere tenuta sotto controllo e che deve essere comunque risolta, anche perché abbiamo visto si sta spostando verso i centri senza nessun problema. Sindaco, è nel suo comune, ormai ha trovato proprio il posto migliore, diciamo che gli piace Ponte di Piave, diciamo. Diciamo che ha trovato il suo posto migliore nell'area golenale, essendo che è un'area nella quale appunto, al di là della presenza naturalmente dei boschetti eccetera, si tratta di un'area, anche se ci sono delle abitazioni, nella quale chiaramente non ci sono dei recinti, e quindi si trova un'area bella ampia nella quale potersi spostare. Noi nel nostro comune di Ponte è arrivato esattamente una settimana fa, nella quale poi, grazie alla Regione del Veneto, che ringrazio chiaramente la direzione che ci ha dato una mano rispetto a questo, con la polizia provinciale, con la nostra polizia locale, siamo intervenuti proprio grazie agli avvistamenti che sono stati fatti dai cittadini, proprio per individuare anche i luoghi e naturalmente avere anche un'idea degli spostamenti dello stesso, proprio perché grazie ovviamente all'intervento della Regione del Veneto, ora prima dal parere dell'ISPRA, che è l'istituto fondamentale rispetto al quale ha dato un parere per il recupero e la messa in sicurezza naturalmente dell'animale, che probabilmente sicuramente non è stanziale nei nostri territori e che chiaramente può essere disceso attraverso un gregge, o magari chiaramente può essere venuto giù lungo il corso del fiume e quindi aver raggiunto questa situazione. Sicuramente avrà più difficoltà a spostarsi dopo Ponte di Piave, perché è più alta l'arginatura anche nel potersi spostare, date anche le situazioni del fiume, quindi è più un'area, diciamo, nella quale può trovare anche un'area ben aperta e area boschiva, perché naturalmente è ben ampia. Dall'altra parte chiaramente si attendeva il parere da parte del Ministero dell'Ambiente, perché ricordo che parliamo di un lupo, quindi una specie protetta, nella quale si devono utilizzare le indicazioni che vengono date dal Ministero, le quali sono state inviate appunto alla Regione del Veneto. La Regione del Veneto ha già individuato le modalità operative, proprio nei gruppi di cattura con la Polizia Provinciale abbiamo dato anche la disponibilità della nostra Polizia Locale, proprio rispetto agli interventi da doversi fare per il recupero. Naturalmente abbiamo informato da prima i residenti dell'area golenale, soprattutto nel nostro territorio, perché parliamo di abitazioni, di circa 90 abitazioni, nelle quali chiaramente ci sono persone che hanno nel cortile animali d'affezione, hanno chiaramente anche situazioni anche legate ai rifiuti, nelle quali non è il caso che appunto il lupo possa arrivare a contatto con questo. Allora sono state date immediatamente delle indicazioni date chiaramente da ISPRA, concordate con la Regione del Veneto, ai cittadini rispetto alle buone pratiche da porre in essere, quindi portare per esempio fuori i rifiuti alla mattina successiva, tenere nel momento in cui le persone fanno appunto l'umido, lo raccolgono naturalmente nella modalità del compostaggio, avere delle buone pratiche, buone norme da tenere chiaramente al guinzaglio quegli animali come i cani per esempio, che possano chiaramente avere un contatto diretto con l'animale. Questo perché? Proprio perché ci troviamo in una situazione in cui è chiaro che è sempre un animale selvatico, e in questo senso, spostandosi e quindi avendo anche una traiettoria lungo l'area golenale, abbiamo la necessità di aver dato queste informazioni che sono state ovviamente proprio nel corso della giornata tra il 14 e il 15 implementate ai cittadini, nella quale abbiamo spiegato anche rispetto alle persone che arriveranno ovviamente nel nostro territorio, legate alla polizia provinciale, ai gruppi di cattura e naturalmente a quelle attività che verranno poste in essere proprio per il recupero dell'animale. Ecco, Sindaco, quando inizierà il recupero? Ovviamente bisogna trovarlo, ma se
sappiamo insomma la zona più o meno è rimasta quella, più o meno, perché poi si è spostato un po' a Fagarè, poi è tornato indietro, quindi... Allora, le aree sono sicuramente quelle lungo l'area golenale, quindi lungo l'asta del fiume Piave, naturalmente grazie alla Polizia Provinciale e alle fototrappole che sono state messe proprio nei punti in cui è passato ovviamente il lupo e sul quale ovviamente saranno proprio i primi indicatori nei quali poi attivare le modalità operative che, ripeto, nella nota che il Ministero ha mandato alla Regione sono proprio specificate rispetto alla tipologia di intervento. È chiaro che chiediamo naturalmente la collaborazione ai cittadini proprio per la parte di avvistamento, grazie ovviamente al numero che è attivo H24 e ovviamente alla presenza della nostra polizia locale e della polizia provinciale per segnalare la presenza dell'animale. Questo permette chiaramente di creare una traiettoria dei passaggi e permettere chiaramente di recuperare l'animale e metterlo ovviamente nell'area che è stata già individuata da parte del Ministero. Insomma il recupero potrebbe essere anche imminente se venisse approvato. Sì, certamente. Quello di cui appunto abbiamo bisogno è proprio la collaborazione da parte, e io l'ho fatta nel caso nostro, dei nostri residenti nell'area golenale, perché chiaramente quella è l'area a cui ovviamente lo abbiamo avvistato di più, ma a ognuno che avesse appunto la possibilità dell'avvistamento di comunicarlo in maniera da avere delle notizie proprio sull'animale in sé, ma anche sapere chiaramente il luogo preciso di avvistamento, perché è chiaro che va ricreato il percorso. Grazie appunto alle fototrappole è anche un'opportunità ulteriore per andare a georeferenziare appunto i punti ed avere chiaramente una visione complessiva. Ecco, l'appello, quello che avete lanciato più volte voi, è quello insomma di non avvicinarsi all'animale, di non far avvicinare gli animali domestici, perché purtroppo, come abbiamo detto, in un caso ha attaccato un cane, perché comunque oltre ad essere un animale selvatico ha anche fame, perché adesso è alla ricerca probabilmente di cibo, non è nel suo habitat naturale, e quindi insomma le cose importanti sono quelle proprio di non avvicinarsi, fare i video da vicino, fare le foto, perché poi insomma il rischio è che magari l'animale si possa... Sì, esattamente, e trattandosi appunto di un animale selvatico, ovviamente la cosa che viene consigliata è naturalmente quella di tenere appunto al guinzaglio gli animali d'affezione e cercare ovviamente in quelli, come si parlava appunto di pollame, quindi di galline su cui sono stati degli interventi, chiaramente di tenerle per lo più richiuse. Naturalmente durante la notte cercare di rinchiudere appunto questa parte, proprio perché è chiaro che il cittadino che viene informato di queste norme, che ripeto sono delle norme che sono state chiaramente date sia da ISPRA che condivise appunto con la Regione, sono delle buone modalità nelle quali ovviamente tenere proprio gli animali in una condizione di sicurezza. Questo va detto perché è chiaro che anche le prescrizioni che vengono date sono proprio prescrizioni legate al fatto che l'animale si sta molto avvicinando, ovviamente essendo persistente sul territorio da più tempo, alle abitazioni, ed è proprio una condizione di sicurezza da poter porre in essere per lo stesso individuo, ma anche chiaramente per gli animali d'affezione e anche ovviamente per dare chiaramente delle informazioni puntuali e precise, ma evitare ovviamente di mettersi in pericolo. Dall'altra parte lo ricordo che appunto essendo una specie protetta tutte le indicazioni e le modalità di intervento vengono date dal Ministero dell'Ambiente di concerto con ISPRA, e naturalmente noi poniamo in essere quelle che sono le indicazioni che ci vengono date proprio per permettere di poterlo portare in una situazione di protezione. Ecco, l'altro appunto, mi stava proprio anticipando questo, è quello di non fare da sé, nel senso che se viene avvistato questo animale va lanciato l'allarme, vanno chiamate gli enti preposti e null'altro deve essere fatto. Assolutamente, a tenersi rispetto a questo al numero che è attivo e che abbiamo anche consigliato ai residenti, che è attivo H24 proprio per il recupero degli animali. La polizia provinciale, c'è anche la nostra polizia locale proprio per la parte di segnalazioni, che naturalmente sono informazioni fondamentali, proprio gli avvistamenti diventano fondamentali proprio per agevolare quelle operazioni di chi sarà appunto, che c'è già sui nostri territori, per il recupero dell'animale, proprio per un senso di poterlo riportare nel suo ambiente naturale e naturalmente poter permettere chiaramente anche a lui di stare in una situazione ovviamente di protezione migliore. Ecco, Sindaco, il fatto di vederlo, l'abbiamo visto prima in una foto a Negrisia,
proprio in mezzo alle macchine, cioè proprio per nulla, adesso qui lo vediamo, qui zoppicava, fra l'altro ci dicevamo prima sono 2-1 perché adesso insomma negli ultimi avvistamenti non zoppica più, in realtà probabilmente è proprio sempre uno. Esattamente, al momento non ci risultano essere due ma solo un unico soggetto. Tra le altre cose, ripeto, sulla cosa è proprio perché ha avuto questo rapporto ed è una delle situazioni nella quale chiaramente anche quello che è l'intervento del gruppo di cattura dovrà verificare anche le situazioni più idonee per il recupero, proprio perché si è abituato ad avvicinarsi. Chiaramente è chiaro che alla ricerca di cibo eccetera ha creato una situazione a lui più consona anche per avere un avvicinamento. Credo che rispetto appunto alle operazioni che si stanno già effettuando sul territorio sia necessario la collaborazione dei cittadini e anche il capire che quando si vedranno appunto delle persone sul territorio che naturalmente stanno intervenendo per il recupero, sono appunto delle persone autorizzate che sono proprio sul territorio per rendere agevole questo. Quindi gli avvistamenti ma anche le indicazioni specifiche di come si trova, della situazione, la georeferenziazione del luogo, il sapere anche le condizioni di come lo vedono appunto i cittadini e rispondere quindi alle domande che vengono fatte è fondamentale, perché permette chiaramente a tutta la macchina che è stata attivata di poter intervenire in maniera non solo più sicura ma anche più veloce e celere possibile. Ecco, fra l'altro ci diceva nella zona dove lui insomma sta girando è una zona dove molte case non hanno le recinzioni, questo è uno dei problemi più importanti, più grossi. Sì, e in effetti è una delle prescrizioni che appunto abbiamo dato ai cittadini di, come si diceva, tenere gli animali appunto al guinzaglio e naturalmente durante la notte tenere anche quelli d'affezione in una maniera diciamo che li metta in sicurezza, proprio perché non essendoci delle recinzioni all'interno dell'area golenale è chiaro che la sua possibilità di spostarsi ovviamente non trova delle barriere fisicamente presenti, quindi questo diventa sicuramente una cosa che dall'altra parte ci obbliga ad aver dato delle indicazioni puntuali e precise soprattutto ai residenti di come intervenire. Ricordo che proprio in questi giorni avevamo una commistione tra persone che venivano nel nostro territorio, sicuramente anche da fuori provincia lungo il corso del fiume, ma persone anche residenti che chiaramente dovevano avere delle informazioni e delle indicazioni anche rispetto a chi si trovava, a chi si trova attualmente a dover gestire anche questa situazione. Ecco Sindaco, sono arrivati appunto tanti turisti, tante persone. Ci sono stati avvistamenti in queste ultime ore? Lo hanno visto da qualche parte? Siamo sempre con l'ultimo avvistamento che era stato dato e quindi nei territori appunto tra Ponte di Piave e Cima d'Olmo dove c'erano appunto stati gli ultimi avvistamenti. Quindi lui adesso ancora non è stato più visto? No, non ha più avuto altri Questo spostamenti rispetto che si a è questo. spostato, probabilmente è sempre in zona. È sempre all'interno dell'area golenale, perché chiaramente altrimenti avremmo avuto degli avvistamenti che avrebbero dato la presenza in altre aree. Quindi dalle segnalazioni anche che ci sono i punti. Anche in questo senso, Sindaco, nel senso che i turisti girano. Ma io credo che lui non si avvicina tanto. Assolutamente, su questo no, anche perché generalmente trova anche un certo tipo di area, soprattutto quella più difficile, come dicevo, anche da raggiungere da parte delle persone, se non ovviamente a piedi e in aree in cui ci troviamo in situazioni in cui il Piave non abbia chiaramente eroso una parte anche della sponda e quindi non ci sia questa situazione. Però è chiaro che chiediamo ovviamente a tutti la collaborazione, soprattutto in questo momento nel quale chiaramente è priorità poterlo mettere chiaramente in sicurezza e nel suo ambiente più idoneo. E rimane sempre l'appello di non solo chiamare, non solo fare da sé, perché poi ci sono anche le multe, perché è una specie assolutamente protetta, ma è quella di non avvicinarsi mai per video, non date da mangiare, l'hanno detto proprio insomma persone specializzate, non dategli da mangiare e non avvicinatevi, perché comunque è un animale che potrebbe reagire e lo abbiamo visto. Certo, sempre di animale selvatico si tratta e chiaramente queste sono delle misure di sicurezza che naturalmente devono essere poste in essere per la sicurezza anche degli stessi animali d'affezione, che ricordo naturalmente anche in determinate situazioni di ripresa eccetera vengono messi chiaramente in pericolo, perché non sappiamo quale può essere la reazione. Sindaco, intanto io la ringrazio, vedo che siamo arrivati al termine, quindi io la ringrazio davvero per essere stati con noi, speriamo che i cittadini collaborino e che possano insomma
aiutare anche la cattura per riportare questo animale nel suo habitat normale, che non è certo quello cittadino dove siamo noi. Grazie davvero, Sindaco. Grazie a lei Daniela, grazie a tutti. Noi siamo arrivati al termine, non so se mi conferma dalla regia. Dovremmo essere, ecco, siamo arrivati al termine, quindi io vi ringrazio davvero per averci seguito, e l'appuntamento ovviamente è ancora per domani. Grazie davvero e arrivederci.